Noi per esempio abbiamo fatto, proprio per fare sistema, per superare i problemi del frazionamento, i problemi dell'affrontare i mercati, abbiamo creato il GAL con i comuni di Vittoria, Comiso, Agate e Gela, che c'erano tutti i presupposti per poterlo fare nascere. Tutta la documentazione completa è stata portata, però alla Regione Siciliana ce l'hanno bocciata utilizzando dei vincoli che non esistono nemmeno nel bando. Un territorio importante come Niscemi, Gela, Agate, Vittoria e Comiso, di fatto gli è stato negato la possibilità di fare sistema di cui si parla tanto. La politica deve essere uno strumento d'aiuto e di supporto ai sindaci, non può essere uno strumento di blocco. Noi abbiamo un impianto fatto da un'azienda di Gela all'interno del petrolchimico pronto a partire ieri, non domani, ieri, per poter dare 400 metri cubi d'acqua reflua sanificata immediatamente alle campagne, e dobbiamo giustamente aspettare campionamenti, perché questo viene considerato che è un prodotto di scarto, un prodotto di... Quello è l'IMO. Gli antichi egiziani ci hanno fatto un impero. Finiamola di andare dietro alle parole e cerchiamo di avere finalmente delle leggi che siano per i cittadini e non per la burocrazia. Grazie Sindaco. Grazie. Invece di puntare l'accento sulla possibilità e come il nostro territorio, considerato che l'industria è chiusa e l'agricoltura è stata e continua a essere la prima industria, e che facciamo per cercare di essere attrattivi ed avere la possibilità di partecipare ai bandi e vincerli. Quindi abbiamo l'opportunità di avere l'assessore per farci raccontare, per farci narrare quali sono le direttive per partecipare a questi bandi. Abbiamo utilizzato il tempo soltanto per lamentarci. Io vorrei ritornare al PSR e, se me lo concede il moderatore, vorrei io dare la parola all'assessore Cracolici, che è molto sensibile ai nostri problemi. Non è un bancomat. Attenzione, il PSR non è qualcosa da attendere che arrivano i soldi. Il PSR può essere una droga, anche pericolosa, perché innanzitutto gli imprenditori devono capire che chiedono 100 e devono cofinanziare 100. Quindi chi chiede un investimento deve metterci soldi di tasca propria. Non ci si illuda che arriva Babbo Natale. Si danno soldi ad aziende che hanno un progetto di investimento per il quale si dovrà produrre un reddito. Non stiamo finanziando assistenza agli agricoltori, stiamo finanziando imprese che devono migliorare la propria qualità produttiva e organizzativa. La politica non può raccontare paure, perché dire che è stato bocciato il gallo di Gela è una falsità. Io capisco che ognuno può fare, diciamo, nel diritto amministrativo è la cosa più bella del mondo, perché il diritto amministrativo è un diritto di fantasia, ognuno può interpretarlo come vuole, però non si può interpretare che 5 comuni, di cui nessuno era di fascia C e fascia D, si mettono assieme rivendicando di essere pure un'area GAL. Non perché la regione è cattiva, non lo prevede il regolamento comunitario. Se il sindaco ritiene di aver subito un torto, faccia un ricorso. Bene, ora vediamo se ha minchiata di Sidro o Cracolici. Vediamo. Io ti posso dire una cosa, intanto io ho fatto ricorso al TAR perché nel bando non c'era scritto quello che ha affermato lui, c'era scritto altre cose. Di conseguenza vedremo. Il problema è che mi preoccupo pure che cosa dirà il TAR, perché devi capire che quando il TAR sulla vicenda acqua praticamente dà ragione a Caltacqua che la sera le tubazioni funzionano di giorno no e quindi deve ritirare indietro un'ordinanza, capisce qualche dubbio mi viene. Com'è che quando c'era il discorso del fare il GAL, che vi erano il discorso delle aree protette, c'era le aree protette, poi vengono a mettere e dice sì, ma deve avere però pure comuni di fascia B che non c'era scritto e che devono avere almeno 60.000 abitanti all'interno di una fascia protetta, vuol dire un paese dentro una zona protetta, che è quasi assurdo. Ed è la stessa cosa dei liberi consorzi, dove praticamente di volta in volta si cambiano sempre le leggi. Bene, il problema è vero è che forse oggi sono usciti con questa norma, il problema è che bisogna dirlo prima quando si doveva partecipare, non dopo. Grazie sindaco, grazie. Ti piace quando prendo io?
scherzo, sei stato fighissimo. Io ricordo meno un quarto più 10, facevamo le rapine in via Etunera. Faceva il coprifuoco. Poi invece le ragazze alle 2 di notte potevano uscire tranquillamente. Il nato sindaco la prima volta. Enzo, non perché voglio fare il cervello rompipalle, ma cominciamo perché poi alle Federici dobbiamo chiudere. Andiamo.